Il decreto legge, qualora passi alla Camera, ovviamente comprometterà la vita di ognuno di noi, soprattutto dei cittadini del Mezzogiorno, su temi importanti che poi toccano la carne viva di tutti noi, non solo cittadini, ma anche esseri umani, e mi riferisco nello specifico alla sanità e alla scuola. Un altro tema molto importante è quello che è inaccettabile che l'autonomia differenziata smantelli anche la contrattazione collettiva nazionale del lavoro, che si ritorna alle gabbie salariali. È inaccettabile che un lavoratore che fa lo stesso lavoro, un lavoratore del sud, deve percepire uno stipendio inferiore rispetto al lavoratore del nord, pur facendo la stessa mansione e avendo la stessa qualifica. È chiaro che noi come CGIL, ma come associazioni e come Rete del No, non ci fermeremo, diremo no con forza all'autonomia differenziata e cercheremo di sensibilizzare la cittadinanza tutta, che a nostro avviso non ha ancora consapevolezza degli effetti negativi che può determinare l'autonomia differenziata, e faremo iniziative su tutta la provincia.